di dare un messaggio alla Chiesa con questa parola, perché il Signore ci vuole scuotere. Il Signore è pronto per noi. Il Signore ci dà l'unzione sempre a dismisura. Ma molte volte, come abbiamo cantato poc'anzi, molte volte noi ci facciamo prendere dall'ansietà, dalla paura, dall'incredulità, dal dubbio, ma non incredulità in Dio. Qua non si tratta di avere o non avere fede in Dio, qua si tratta di avere o non avere fede in noi stessi. Però se ci convinciamo che la capacità ci viene da Dio e l'elezione ci è data per grazia dal nostro Signore Gesù Cristo, noi dobbiamo stare tranquilli, dobbiamo riposare e dobbiamo lasciare fare allo Spirito Santo. Tanto Lui se la sbriga, tanto Lui fa. Tanto Lui sa, Lui conosce, Lui sa come costruire, come demolire e via discorrendo. Amen. Oh. Quindi andiamo a leggere, come prima parola leggiamo Isaia 61. E dall'1 al 3, soltanto 3 versetti dobbiamo leggere. Lo Spirito del Signore. Tutti insieme dobbiamo leggere. Lo Spirito del Signore, l'Eterno è su di me, perché l'Eterno mi ha unto per recare buone novelle agli umili, mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto, a proclamare la libertà a quelli in cattività, l'apertura del carcere ai prigionieri, a proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio, per consolare tutti quelli che fanno cordoglio, per stabilire di dare a quelli che fanno cordoglio in Sion un diadema invece della cenere, l'olio della gioia invece del lutto, il manto della lode invece di uno spirito abbattuto, affinché siano chiamati querce di giustizia, la piantagione dell'Eterno, perché Egli sia glorificato. Ora leggiamo le parole correlate. 2 Corinzi 1, i primi 7 versetti. Paolo, apostolo di Gesù Cristo per volontà di Dio, e il fratello Timoteo, alla Chiesa di Dio che è in Corinto, insieme a tutti i santi che sono in tutta l'Acaia. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Amen. Amen. Ora Filippesi. Aspettate un attimo. Dal 12 il primo capitolo, dal 12 al 14. Ci vedi? Sì. Vuoi leggere qua? Sì. Ora, fratelli, voglio che sappiate che le mie vicende sono risultate ad un più grande avanzamento dell'Evangelo, tanto che le mie catene in Cristo sono note in tutto il pretorio e a tutti gli altri.
e la maggior parte dei fratelli nel Signore, incoraggiati dalle mie catene, hanno preso maggiore ardire nel proclamare la parola di Dio senza paura. Alcuni, invero, predicano Cristo anche per invidia e contesa, ma vi sono anche altri che lo predicano di buon animo. Quelli certo annunziano Cristo per contesa, non puramente pensando di aggiungere afflizione alle mie catene, ma questi lo fanno per amore, sapendo che sono stabilito alla difesa dell'Evangelo. Che importa? Comunque sia, in ogni modo, o per pretesto o in verità, Cristo è annunziato e di questo mi rallegro, anzi me ne rallegrerò anche per l'avvenire. Tanto che... Questo? Ok. Potete sedere. Allora, in Isaia abbiamo letto che Dio dà l'unzione. Voi sapete che Gesù è venuto sulla terra, amen? E voi sapete che prima di andare in cielo ha detto ai suoi discepoli: non vi lascio soli, ma scenderà su di voi lo Spirito Paraclito. Ci siamo? Ci credete in questo? Sì. Allora, quindi, se ci crediamo, noi dobbiamo credere veramente che il Signore ci ha donato il suo Spirito. Una volta che noi abbiamo accettato Gesù nel nostro cuore, il Signore ci ha donato il suo Spirito, perché Gesù non viene mai solo, Gesù viene insieme allo Spirito Santo, insieme al Padre. Amen? Amen. Quindi una volta che si forma la Trinità dentro di noi assumiamo la forma e la consistenza di veri figli. Amen? Sono cose elementari che io devo ripetere per capirci meglio. Quindi noi partiamo già con una caparra, che è lo Spirito Santo. La caparra, sapete che cos'è? È un accondo. Il Signore ci ha dato un accondo, giusto? Noi abbiamo questo accondo nella nostra vita. Lo Spirito Santo. Ma spesso lo Spirito Santo noi non lo facciamo agire. Dio non ci ha dato uno spirito di paura, Dio non ci ha dato uno spirito di timore, ma uno spirito di potenza, amen? Amen. Ma questa potenza noi non la facciamo agire, perché mettiamo molto dell'umano, e l'umano è tendenzialmente pauroso, dubbioso, incredulo, incerto, ansioso, ansiolitico. Ci siamo? Quindi dal momento in cui noi siamo così, noi gli diciamo allo Spirito Santo: statti a posto perché me la vedo io. E poi non siamo capaci di portare a compimento nessuna opera iniziata. Ma Dio ha parlato chiaro attraverso il profeta Isaia. E questo passo è stato riportato da Gesù in una sinagoga, dove è stato invitato ad alzarsi per leggere questo passo. Lo vediamo in Luca 4, mi sembra. Gesù ha letto questo passo e poi, quando gli hanno detto di parlare, lui ha detto: oggi si è adempiuta questa promessa. Giustamente ha scandalizzato tutti gli ascoltatori, perché non erano pronti. E per poco non lo buttavano fuori, non lo facevano precipitare da un precipizio. Talmente sono rimasti scandalizzati. Gesù ora che cosa ci dice? Dice ad ognuno di noi, ad ognuno di voi: io ti ho chiamato, ho permesso che tu rinascessi di nuovo una volta che tu hai accettato me nel tuo cuore. Ti ho permesso di rinascere a vita nuova. Ti ho donato il mio spirito. Tu sei diventato figlio di Dio.
perché tu hai ricevuto l'adozione a figlio di Dio. E l'adozione chi ce l'ha data? Lo Spirito Santo, amen? Sono cose basilari. Diciamo che il Vangelo parte da questi fondamenti, ok? Quando tu costruisci su queste fondamenta, tu devi stare tranquillo, tu devi stare tranquilla, perché il tuo fondamento è Gesù, il tuo fondamento è lo Spirito Santo, il tuo fondamento è la parola. Quindi se tu sei veramente saldo in questo fondamento particolare e determinante, tu puoi stare tranquillo. Ti possono dire tutto quello che vogliono. Ti possono dire che sei incapace, che sei fuori di testa, che sei fanatica, che sei ignorante. Ti possono dire tutto quello che vuoi, ma la tua vita è ben radicata e salda in Cristo Gesù. Amen. Quindi tu, una volta che sei radicata in Cristo Gesù, devi semplicemente camminare mano nella mano con Gesù. Quando tu gli lasci la mano, sei fritto. Sei fritta. Quando tu fai a modo tuo, sei fritta. Non ce la fai. Non ce la facciamo in questo mondo. Perché il nostro combattimento non è contro uomini. Il nostro combattimento è contro principati e potestà dell'aria. Quindi il nostro combattimento non è contro uomini, ma contro spiriti malvagi. È lo spirito malvagio che ci fa la guerra. Ma se io sto salda, sono salda in Cristo Gesù, stai tranquillo, io devo stare tranquilla, che la mia vita è dritta, la mia via è dritta. E i pensieri, se io mi immergo nella parola, è ovvio che i miei pensieri devono essere i pensieri di Cristo, perché la parola proviene dalla bocca di Cristo, perché la parola è la persona di Gesù Cristo. Egli è venuto in mezzo a noi. Quindi quando il Signore ci dice lo Spirito del Signore è su di te, dobbiamo credere. Noi la dobbiamo finire con le nostre angustie e follie mentali. Che rallentiamo l'opera di Dio, rallentiamo il processo di Dio, rallentiamo quello che vuole fare Dio con noi. Noi siamo strumenti nelle sue mani e noi dobbiamo permettere che l'unzione scenda su di noi e non la dobbiamo bloccare. Noi dobbiamo invece permettere che l'unzione ci invada completamente e ci lasci fare come vuole Lui. Noi non dobbiamo mettere ostacoli, non dobbiamo creare muri attorno a noi e sopra di noi. Noi dobbiamo permettere che l'unzione scenda fino giù. Scenda, che ci copre, ci prende dalla testa ai piedi. E che agiamo, pensiamo, amiamo con lo Spirito di Dio. Dobbiamo semplicemente fidarci. Perché noi ci fidiamo in Gesù, sappiamo che Gesù è venuto sulla terra, ci fidiamo della parola, conosciamo la parola, ma spesso e volentieri non lasciamo fare lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo è il perfetto consigliere. Lo Spirito Santo, oltre a essere la terza persona insieme al Padre e al Figlio, quindi della Santissima Trinità, come si conosce questa parola. Lo Spirito Santo quindi è persona che ci accompagnerà fino alla fine dei tempi, sarà sempre con noi. Quindi lasciamola agire dentro di noi, finiamola con queste mura. Tu devi credere. Io devo credere che lo Spirito Santo si serve di te e di me. Io devo credere che devo fidarmi, devo confidare nello Spirito Santo. Devo permettere che lo Spirito Santo veramente regni dentro di me e mi dia veramente il giusto input per andare avanti e per fare tutto quello che il Signore vuole. Premesso questo, però c'è questa fase, quindi c'è già la fase, ora il Signore ci invita in questa fase a fidarci dello Spirito Santo. Amen?
C'è una parola che abbiamo detto, è in Corinzi, 2 Corinzi 1. Due Corinzi dall'1 al 7. Abbiamo letto, Paolo ci dice che tutte le afflizioni, tutte le tribolazioni che loro hanno subito sono valse per poter aiutare e consolare tutti gli altri che il Signore ha affidato a loro. Quindi noi dobbiamo ritenere, in questo momento il Signore ci sta dicendo, ritenere una benedizione la tribolazione, una benedizione la sofferenza, una benedizione tutto quel dolore che noi abbiamo avuto finora. La dobbiamo finire di maledire quella condizione. Perché una volta che noi malediciamo, quindi parliamo male di quella condizione, noi non permetteremo mai allo Spirito Santo di prenderci per mano e accompagnarci nella vita. Perché dentro di noi ci sono queste paure, c'è questo dolore, questa afflizione che ci impediscono di lasciare che lo Spirito Santo regni dentro di noi. Oggi il Signore ci vuole liberare completamente da questo pensiero che ci impedisce di camminare. Noi siamo paralitici. Il Signore vuole che noi ci alziamo dalle nostre paralisi. Il Signore oggi vuole che il piede zoppicante inizi a camminare dritto, che incominci a saltellare. Ma come? Benedicendo la sofferenza, perché è di grande aiuto, sarà di grande aiuto per coloro i quali il Signore ci manderà. Perché lo Spirito Santo, perché in Isaia abbiamo letto che lo Spirito del Signore è su di te con l'unzione per mandarti a. Quindi una volta che tu hai lo Spirito Santo, sei mandato a. Sei inviato a consolare, sei inviato a liberare, sei inviato a guarire, sei inviato a portare veramente la pace di Gesù, l'amore di Gesù, la gioia di Gesù. Ma se tu non hai sperimentato il dolore, l'afflizione, come puoi comprendere gli altri? È la stessa cosa quando uno vive nell'agiatezza. Non comprende il povero che ha fame, non lo comprende. O quando uno veramente ha avuto una vita piana, pianificata dai propri genitori, non comprende la vita tormentata e irrequieta di un'altra ragazza o di un altro ragazzo. Perché se una ragazza o se un ragazzo sbaglia in questo mondo non è a causa propria molte volte, ma sono le circostanze della vita, la vita dura, difficile. E c'è chi può e va avanti con la forza di Dio, c'è chi non può, diventa fragile e questa fragilità annebbia la mente e impedisce di camminare correttamente. Ora il Signore è venuto, si è fatto piccolo per noi, si è fatto umile, ubbidiente, ci ha dato un grande esempio e sul suo esempio e sull'esempio degli apostoli noi dobbiamo camminare. Quindi noi dobbiamo convincerci di questo. Noi dobbiamo benedire tutti i tormenti che abbiamo avuto nella nostra vita. È un paradosso, lo so, ma è così. Tant'è che Paolo nella terza lettera ai Filippesi ci dice proprio questo, che la mia prigionia, le mie catene sono servite per l'avanzamento del regno di Dio. Quindi è una benedizione, vedete? È una benedizione. Tant'è vero che molti, incoraggiati dalle sue catene, si sono dati da fare per proclamare il Vangelo.
per lavorare, per mettersi al servizio del Signore. Perché si sono sentiti incoraggiati? Perché ovviamente vedendo Paolo in catene, che lavorava per il Signore, che amava il Signore e che benediceva il Signore, è ovvio che c'è da rimanere perplessi, c'è da rimanere sbalorditi. Come può uno che è tormentato, che ha un'afflizione, che ha un dolore, che si trova prigioniero, che si trova in carcere, che si trova in casa e non può uscire da quella casa, come può veramente essere gioioso nel servire il Signore? Eppure Paolo lo era. E noi basta che abbiamo un graffio, subito ci tringeriamo e scappiamo, ed è sbagliatissimo. Ma io parlo a tutti, perché siamo tutti così, dei conigli. Il Signore non ci vuole codardi, perché nel suo regno non se ne fa niente dei codardi. Il Signore ci vuole audaci, ci vuole veramente ferventi nello Spirito. Noi abbiamo lo Spirito Santo. Noi dobbiamo semplicemente ricorrere allo Spirito Santo. Noi abbiamo, vero, è una chiesa tormentata da 1000 problemi, però questa chiesa è andata avanti. Abbiamo avuto alti e bassi, siamo scappati, siamo ritornati, cioè siamo scappati dalla presenza del Signore, cerchiamo di capirci bene. Siamo scappati dalla presenza del Signore, siamo ritornati a Lui, siamo ricaduti, poi ci siamo rialzati, poi abbiamo gridato a Lui, Lui ci ha rialzato. Questa è la vita del figliolo di Dio. Ma voi mi potete dire, ma può essere che è così? Sì, è così. Perché purtroppo il figliolo di Dio è più tormentato del figliolo del mondo. Perché il figliolo del mondo appartiene al mondo, quindi Satana che se ne fa di tormentare un figliolo del mondo? Ci interessa. Ma Satana a chi vuole strappare il regno, Satana? Al figliolo di Dio. Quindi le catene di Paolo sono servite per l'avanzamento del Vangelo. Quindi le nostre catene, i nostri tormenti, le nostre afflizioni devono servire per l'avanzamento del regno e per poter andare a consolare gli altri. Perché se io non comprendo, se io non sono compassionevole, se io non ho sperimentato, se non comprendo la miseria umana, la debolezza, la fragilità, il dolore, se io non comprendo tutta questa miseria umana, ma come faccio io a capire, a consolare, a dare una parola di conforto a tutti coloro che stanno vivendo o vivono attorno a me queste situazioni? Io devo benedire quindi ogni afflizione, la devo benedire. Ogni dolore lo devo benedire, ogni esperienza negativa la devo benedire, perché tutto ciò mi serve per portare veramente la consolazione al popolo che ha bisogno. E come posso sperimentare l'amore, questo amore compassionevole per il mio prossimo, se non comprendo quel dolore? Ma se tu hai già sperimentato, anche perché il Signore ti manderà a coloro che hanno già sperimentato, sono nell'afflizione nella quale tu ci sei o sei stata, o sei stato. Quindi ogni persona che il Signore metterà nella nostra via, nella nostra vita, è una persona bisognosa. È una persona che ha bisogno veramente dell'amore di Dio, ha bisogno della compassione di Dio, e noi dobbiamo essere strumenti vivi. Non possiamo dire non ti preoccupare, il Signore ti aiuterà. È come quando tu vedi un povero che ha fame e tu gli dici non ti preoccupare, tanto il Signore provvederà. È errato, è sbagliato questo nostro comportamento. Noi dobbiamo invece farci carico di quel problema per aiutare quella persona. Questa è la compassione. Io devo
veramente provare nel mio cuore amore vero per quella persona. E devo dare veramente la mano, il mio sostegno, ma con i fatti, non a parole. Perché la parola deve essere accompagnata dai fatti. Ma se io dico e non faccio, io sono un predicatore stonato. Non ho un bel accompagnamento in me, ma la parola deve essere accompagnata dal mio gesto, che non deve essere un gesto ipocrita, un gesto di pietà, un gesto di farsi vedere dagli altri, deve essere un gesto nel nascondimento di amore vero. E non ha importanza che tu lo decanti, che tu lo pubblicizzi, no. Quel gesto è nel tuo segreto, Dio ti vede, Dio sa. Se gli altri vedono, bene, se gli altri non vedono, fa lo stesso. Però tu hai conquistato un'anima a Dio anche con quel piccolo gesto, e tu hai permesso che Dio ti vedesse il gesto d'amore nella tua vita. Quindi non ne malediciamo la prigionia. Non aspettiamo di cambiare vita, non aspettiamo di migliorare la nostra vita, non aspettiamo questi eventi straordinari nella nostra vita, non aspettiamo miracoli nella nostra vita prima di muoverci, ma muoviamoci, i miracoli vengono da sé nella nostra vita. Cioè io non posso aspettare, vabbè, per ora sto male, poi si vede, per ora c'è questa situazione in famiglia, poi si vede, e per ora non ho soldi, poi si vede, per ora io sto vivendo questa mia aridità, questa mia sterilità, poi si vede. No! Tu agisci finché hai l'occasione, agisci. Non mettere tempo, non dare tempo, non opporre nessuna resistenza, ma permetti che lo Spirito Santo agisca nella tua vita. Si serva di te come strumento di acqua viva per i poveri. I poveri non sono i poveri quelli che non hanno soldi, i poveri sono i bisognosi di Dio, perché molte volte scambiamo questa parola per altro. Il povero è colui che ha bisogno di Dio. Infatti, quando Gesù ha proclamato le beatitudini, che cosa ha detto? Beati i poveri di spirito, perché di essi è il regno dei cieli. E i poveri di spirito chi sono? Coloro che hanno bisogno di Lui. Noi siamo i poveri di spirito, se noi riconosciamo di avere bisogno di Lui. Amen. Quindi abbiamo capito questo. Dobbiamo iniziare a benedire le nostre afflizioni, a non mettere tempo anche quando siamo nella prigionia. Noi dobbiamo lavorare alla maniera di Paolo, non dobbiamo lavorare lo stesso, perché l'Evangelo deve espandersi, non deve rimanere bloccato a causa nostra. Deve comunque espandersi l'Evangelo, deve arrivare ai cuori di tutti coloro che sono attorno a noi. Ma gli altri, nel vederci che siamo in un'afflizione e serviamo Dio e amiamo Dio e lodiamo Dio, ma ci faranno l'applauso, ma non l'applauso per noi stessi, ma l'applauso per Gesù. Amen. Quindi io non ho detto. Quindi ora possiamo ritornare a Isaia, io sto finendo ora. Possiamo ritornare a Isaia 61. Perché capendo questo possiamo applicare questa parola nella nostra vita. Perché molte volte noi ci beamo di questa parola e diciamo: ah sì, certo, questa parola ci caratterizza, questa parola è il cavallo di battaglia di ogni chiesa, di ogni cristiano, e noi siamo tranquilli e quieti. Però poi non ci soffermiamo a viverla bene, a capirla bene, perché dal momento in cui vivono dentro di noi delle situazioni contrastanti alla parola, ma come possiamo essere poi strumenti di Dio? Se malediciamo, se mettiamo tempo, se abbiamo paura, se siamo increduli in noi stessi, è ovvio che quella parola noi non la possiamo compiere nella nostra vita. La rileggo di nuovo, non c'è bisogno che vi alzate. State comodi, così vi rilassate, vi riposate dalla fatica di avere lodato il Signore.
Lo Spirito del Signore, l'Eterno, è su di me, perché l'Eterno mi ha unto. Quindi, primo, lo Spirito del Signore è su di me. Quindi tu devi credere in questo. Lo Spirito del Signore è su di te. Amen? Perché mi ha unto. Quindi mi ha dato potenza, significa. Mi ha dato la sua potenza. Per recare buone novelle agli umili. Quindi per evangelizzare. Amen. Per parlare di Gesù, delle cose di Gesù agli umili. Gli umili chi sono? Coloro che noi li mettiamo che sono come il tappetino e noi ci balliamo in capo? No. Gli umili sono coloro che veramente credono in Gesù e attendono tutto da Gesù. Mi ha inviato a fasciare quelli dal cuore rotto. Quindi noi, se non comprendiamo il dolore, se malediciamo il dolore, come possiamo aiutare coloro che hanno il cuore rotto? E il mondo è pieno di cuori rotti, perché in ogni famiglia ci sono molte tragedie. E non c'è una famiglia che si salva. Anche quella famiglia che apparentemente sembra perfettamente nel benessere più completo, quella famiglia ha terrori dentro, ha tragedie dentro. Dio sa però. Quindi noi siamo mandati a portare il Vangelo, a fasciare, quindi a portare la medicina al cuore rotto. La medicina qual è? La parola di consolazione, la parola di gioia, la parola della buona letizia. Noi dobbiamo portare questa parola al cuore rotto affinché il cuore rotto venga risanato, perché noi dobbiamo credere che la parola è spirito e vita. Dal momento in cui la parola è spirito e vita, è unta per portare guarigioni e liberazioni. E in questo caso porterà la parola che tu annunci, porterà guarigione al cuore rotto. Quindi noi siamo stati chiamati a portare il lieto annunzio, a fasciare i cuori rotti. Ci credete? A proclamare la libertà a quelli in cattività. Che significa? Chi sono quelli in cattività? La cattività non è essere cattivo. La cattività è essere lontani dalla presenza del Signore. In cattività ci sono tutti coloro che non conoscono il Signore, che sono lontani dal Signore volontariamente o involontariamente. Ezechiele è stato mandato come profeta a consolare coloro che erano in cattività, perché avevano disubbidito, non avevano creduto al messaggio di Geremia e sono stati deportati in Babilonia. Ed Ezechiele è andato, era là che predicava, per consolare tutti coloro che erano in questa cattività, quindi lontani dalla presenza del Signore. L'apertura del carcere ai prigionieri. Chi sono i prigionieri? Solo quelli che sono in carcere, i vari delinquenti e via discorrendo, anche loro hanno bisogno di Gesù. Ma prigionieri siamo anche noi, quando non conosciamo Cristo, quando non abbiamo la conoscenza, crediamo ma non abbiamo conoscenza nella sua parola e viviamo una vita buia, lontana dal Signore. Noi siamo unti per andare a portare, quindi non mettiamo tempo. Finiscila, non guardare al tuo carcere, non guardare alla tua mancanza di cibo, non guardare alla tua mancanza di qualsiasi cosa, ma guarda, perché sei ricco, sei ricca, ma guarda le necessità del tuo prossimo, vai, perché il Signore, perché questa tua afflizione servirà per consolare quella persona, quel fratello, quella sorella. E poi il Signore penserà al tuo giardino. Non temere, perché il Signore è con te, perché il Signore ti darà tutto quello di cui hai bisogno. Ma il Signore vuole vedere da te l'avanzamento
dell'Evangelo, vuole vedere che tu ti metti al servizio, che tu non metti poi, dopo, si vede. Cancella dalla tua mente queste paroline, cancellale, liberati da queste paroline e incomincia veramente a darti da fare, a muoverti per la gloria di Dio e per il bisogno spirituale di tutti coloro che sono attorno a noi. A proclamare l'anno di grazia dell'Eterno e il giorno di vendetta del nostro Dio. L'anno di grazia è la misericordia di Dio. Cioè, quando il Signore ci manda ad una persona, quello è l'anno di grazia, quello è il momento che Dio ha stabilito per quella persona, o no? Quindi, se siamo convinti di questo, lasciamoci usare dal Signore, perché il Signore vuole ristabilire il suo regno, perché vuole portare conforto a tutti gli uomini. Se poi gli uomini non accettano, pazienza, ma intanto Dio è universale, non è per un partito o per un gruppo o per una chiesa. Dio è universale. Dio ha pietà di tutti coloro che ha creato, altrimenti non li avrebbe creati. Ed è sempre pronto a portare compassione. Poi se l'uomo chiude le porte è un altro discorso, però Dio ha sempre le braccia aperte. Questo noi dobbiamo credere, che Dio ha sempre le braccia aperte. Quindi il Signore vuole darci l'olio della gioia, un diadema al posto delle ceneri e il manto della lode. Quindi noi dobbiamo farci rivestire di questo manto della lode per lodare e esaltare il Signore e non venire qui con cuore afflitto, cupi anghisteo, ma facciamoci rivestire con il manto della lode per lodare ed esaltare il Signore. Facciamoci ungere con l'olio della gioia per gioire alla sua presenza e per trasmettere gioia a tutti coloro che sono attorno a noi. E cerchiamo di essere solari, il diadema, ecco questo, solari, affinché veramente, anziché gli altri vederci mesti, tutti afflitti, tutti distrutti, vedono in noi veramente il sole, vedono in noi una persona solare e incominciano a volere conoscere Cristo, perché Cristo è il sole della nostra vita, Cristo è la nostra vera giustizia, Cristo è la nostra vera Pasqua. Questo vuole il Signore. Però dobbiamo capire un'altra cosa, sto finendo, che molte volte la paura noi non la consideriamo come un peccato, ma assecondando la paura noi abbiamo peccato, noi commettiamo peccato, perché lasciamo che la paura ci intrappoli, ci impedisca e ci allontani dalla presenza del Signore e dall'operato che il Signore vuole che noi facciamo. Quindi la paura è un peccato, quindi la paura va cacciata via nel nome di Gesù. Ci siamo? Dobbiamo prendere coscienza di questo. Basta più paura, basta. Tanto il Signore ti ha dato la capacità. Quindi io ho scritto qua una cosa per non dimenticarla. Per portare l'unzione che il Signore ci ha dato, per fare tutto quello che il Signore vuole e per essere usati come canali di acqua viva per il popolo che è attorno a noi dobbiamo avere una giusta relazione con Gesù Cristo. Se non dimoriamo in Gesù, noi non possiamo portare frutto. Amen? Il pastore l'altra volta ha parlato della vite, del ramo unito alla vite. Il ramo, se non è unito alla vite, non può portare frutto. Amen? Poi, aspettate che io... Dobbiamo dipendere dallo Spirito Santo. Quindi dobbiamo, come abbiamo detto all'inizio, lasciare fare a Lui. Non dirigere lo Spirito Santo, perché noi abbiamo anche questa capacità di volere dirigere lo Spirito Santo, perché non lo dobbiamo consigliare, gli dobbiamo dire quello che deve fare. Lo dobbiamo lasciare fare. Quindi dobbiamo avere la dipendenza. Ecco.
Dobbiamo essere dipendenti dallo Spirito Santo. Lui è il nostro datore di lavoro e noi siamo i suoi dipendenti. Amen. Poi la nostra vita deve essere focalizzata sulla parola di Dio. Se la nostra vita è focalizzata su altro, noi perdiamo la rotta, perché la rotta ce la indica la parola di Dio e lo Spirito Santo ci dà la capacità. Ci siamo? Capiamo questo? Poi un'altra cosa che devi anche capire, e che io devo capire e che dobbiamo capire tutti. Dio non ti chiede lo scritto, perché se no me lo scordo. Dio non ti chiede di avere successo, perché il successo solo farà Lui, l'avrà Lui. Cioè significa che molte volte noi ne ammazziamo. Noi ne ammazziamo perché volessimo essere perfetti, come veramente dei professionisti in gamba. No, perdiamo tempo. Lasciamo fare allo Spirito Santo. Lui sa, Lui ha la capacità. Lui sa come muoverci e come muoversi. Noi non dobbiamo risultare perfetti, perché deve risultare l'opera perfetta, Dio perfetto, lo Spirito Santo perfetto. Noi siamo fragili vasi. Anzi, buone che lo facciamo. Il nostro sì è determinante, la nostra decisione è importante. Noi dobbiamo dire sì ogni giorno e dobbiamo decidere di fare le cose che Lui vuole che noi facciamo. Questo è importante. Poi un'altra cosa, dobbiamo imparare ad accettarci così come siamo. Non dobbiamo paragonarci agli altri. Noi siamo stati creati in questo modo, dobbiamo accettarci così come siamo e non dobbiamo farci bloccare solo perché una persona è migliore o più scarsa. No. Davanti a Dio siamo tutti buoni. L'importante è che ci lasciamo usare dal Signore. Quindi finiamola di metterci in paragonarci con gli altri, perché ognuno di noi ha capacità. Il Signore ci ha dato la capacità e la capacità ci viene data per elezione, per grazia, non per opere, non perché siamo bravi o siamo tendi o siamo scarsi, ma però per grazia. E la grazia è un dono. Lui ci ha donato questa capacità, questo significa. Ci ha regalato questa capacità e noi possiamo, con la sua capacità, fare tutto quello che Lui vuole. Poi, se per gli uomini risultiamo scarsi o non professionisti o troppo semplici o troppo inguacchiati, tra virgolette, questo è affare dello Spirito Santo, non è affare nostro. L'importante è che lo Spirito Santo porta a compimento l'opera per cui ci ha chiamati ad assolvere. Amen? Ci siamo? Poi per finire, Dio ti ha dato tutto. Ecco, voglio concludere così. Dio ti ha dato tutto. Devi solo confidare in Lui. Infatti c'è nella prima lettera, però, non nella seconda, nella prima lettera ai Corinzi c'è scritto proprio questo, che non vi manca niente. Dio vi ha dato tutto. Quindi noi dobbiamo solo crederci e farci convincere dallo Spirito Santo. Quindi dobbiamo invitare lo Spirito Santo a convincerci affinché crediamo che Dio ci ha dato tutto. E che noi possiamo confidare in Lui, non in noi stessi, non nella nostra capacità o incapacità, ma in Dio che tutto può. Amen. Ci siamo? Vi siete annoiati? No. Voglio invitare Carmelo Glora a pregare. Padre, ti vogliamo ringraziare. Ti vogliamo ringraziare per come oggi ci hai coccolato con la tua parola.
Ti vogliamo ringraziare perché oggi prendiamo atto che tu ci hai dato davvero tutto. Prendiamo atto che tu sei presente in noi attraverso lo Spirito Santo. Prendiamo atto di questa unzione che ci consente di vivere nella grazia, nella tua grazia. Prendiamo atto, Padre, che tu desideri che ora noi diciamo questo sì. Io credo che lo Spirito Santo che è in me può convincermi che io posso vivere alla tua presenza, che io posso donarmi allo stesso modo in cui tu hai donato Cristo per me. Padre, voglio ringraziarti, voglio lodarti, voglio onorarti per quello che tu oggi stai facendo per me, per questa Chiesa. Grazie Gesù. Padre, noi vogliamo glorificarti Grazie Gesù. e vogliamo farlo non soltanto con parole, non con opere, ma con i frutti dello Spirito Santo. Amen. Gesù, Gesù, Gesù. Padre, vogliamo che quei chiodi su quella croce non siano stati inutili per noi. E per questo noi oggi desideriamo crocifiggere su quella croce tutte le nostre paure, tutte le nostre incredulità, tutti i nostri dubbi. Noi vogliamo oggi che siano crocifissi su quella croce una volta per sempre, perché tutto è stato compiuto. Amen. E perché tutto tu puoi in noi. Amen, Gesù. Padre, noi vogliamo che tu allontani per sempre dal nostro corpo, la nostra mente, qualsiasi cosa che sta tenendo prigionieri me, questa Chiesa, ma anche coloro che incontriamo. Padre, allontana davvero da noi ogni pensiero, fa che lo Spirito possa convincerci a renderlo prigioniero e sottometterlo alla signoria di Cristo Gesù. Tu ci hai unti, Signore, per annunciare il Vangelo, e fa che nulla e nessuno e niente possa impedirlo, e fa che il nemico principale che siamo noi stessi possa essere annientato, abbandonato totalmente allo Spirito Santo, affinché possa essere Lui a orientarci e guidarci in ogni cosa della nostra vita. Ora, non domani, ora noi vogliamo dirti sì, Signore. Sì, Signore. Ora noi vogliamo dirti sì, Signore. Noi vogliamo vivere alla tua presenza, vogliamo annunciare il Vangelo. Non prediche, non parole, ma fatti. Vogliamo essere testimoni viventi. Una Chiesa che nonostante le afflizioni possa essere di guarigione per gli altri. Amen, amen. Sì, Gesù. Una Chiesa che come Paolo, nonostante le persecuzioni, nonostante lo schernimento, andava avanti nella sua missione, nella sottomissione a Cristo Gesù. E per questo che noi vogliamo oggi essere tutti sottomessi l'un l'altro, tutti sotto la stessa missione, Amen, Gesù. che è quella di vivere nella relazione di Cristo Gesù, affinché il popolo, affinché chi oggi vive nella cattività possa, guardandoci, vedere Cristo e non l'uomo. Amen. E per questo ti ringraziamo, Padre, Grazie, nel nome di Grazie, Cristo Padre. Gesù. Amen. Padre. Amen. Amen.